Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la presenza, vedo che la sala è piena fino al limite della capienza, come dicevano i telecronisti da stadio, e questo ci fa molto piacere ovviamente. Invito tutti a prendere posto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Omar Onnis e sono il presidente di Progress Progetto Repubblica. Siamo qui oggi, come ben sapete, per celebrare il nostro secondo congresso nazionale e questa prima parte della giornata è dedicata a una presentazione pubblica del nostro partito e a un confronto aperto con gli ospiti che ci hanno fatto il piacere e l'onore di essere presenti qui oggi. Abbiamo voluto invitare sia i rappresentanti delle varie forze politiche sia anche rappresentanti di varie realtà produttive, sociali e culturali della nostra terra, perché pensiamo che siano comunque i rappresentanti di forze con cui la politica ha il dovere di avere a che fare. Saluto anche chi ci sta seguendo in diretta streaming su internet. Abbiamo la possibilità in questo modo di raggiungere anche tante persone che fuori dalla Sardegna hanno interesse a seguire il nostro progetto e l'evoluzione della nostra attività politica, e che noi consideriamo chiaramente una grandissima risorsa a cui dedichiamo una sezione specifica del nostro partito, che è la regione di Sterru. Quindi, concluso questo giro rapido di saluti, e prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo fare due considerazioni introduttive. Intanto, chiaramente il fatto di essere qui oggi a celebrare il secondo congresso di Progress Progetto Repubblica vuol dire che siamo arrivati a celebrare il secondo congresso, ossia che il nostro progetto ha avuto una sua evoluzione, un suo percorso che ci ha portato dalla nascita, difficile, problematica, una sorta di scommessa, a consolidarci e arrivare oggi a questo ulteriore snodo del nostro percorso. Non è facile, sappiamo benissimo che la situazione politica, non solo sarda, è molto complicata, viviamo immersi dentro dinamiche storiche che sono assolutamente liquide. Questo è dovuto chiaramente ai processi in corso e non dipendono da quello che decidiamo, facciamo, diciamo noi di Progress o qualsiasi altro rappresentante politico sardo, e neanche da quello che possiamo decidere tutti noi collettivamente. È chiaro, ci sono delle forze storiche in atto che coinvolgono tutto il pianeta e noi ci siamo immersi, che ci piaccia o no. Come sempre del resto, perché la Sardegna tradizionalmente, storicamente, è sempre stata totalmente inserita nei processi, nelle dinamiche storiche, a volte anche più e prima di altre porzioni del Mediterraneo o dell'Europa. Questa è un'affermazione che può sembrare controdeduttiva e di sicuro contronarrativa rispetto all'idea che abbiamo noi della nostra storia, però di fatto è assolutamente verificabile e certificabile. Qual è il senso di essere qui adesso oggi noi a celebrare un secondo congresso di un partito indipendentista? Qui si tratterebbe di fare dei discorsi anche piuttosto teorici, un po' alti, sviscerare il significato reale dei termini, del termine democrazia, del termine partecipazione, del termine politica. Ma invece io vorrei concentrarmi su un aspetto che secondo me è determinante per quanto ci riguarda, ma nella nostra ottica per quanto riguarda tutti i sardi. Ed è questo. Noi viviamo in un momento di transizione. Nei momenti di transizione è necessario reagire in termini forti. Non è la prima volta che succede nella storia della Sardegna. In altre circostanze i sardi hanno saputo reagire, anche inventandosi forme di civiltà, senza andare necessariamente a epoche lontane. Basti pensare alla nascita dell'ordinamento giudicale, alle sue origini storiche, al suo fondamento economico, sociale, culturale, al di là delle forme giuridiche che poi ha assunto
che spesso vengono studiate molto, dimenticando però cosa c'era alla base. Quella era stata una risposta spontanea, autoctona, maturata in Sardegna a degli stimoli storici generali, dentro cui eravamo immersi. Ed è stata una risposta di successo. Tanto che addirittura molte strutture nate nel contesto del Medioevo mediterraneo e dentro la civiltà giudicale poi sono sopravvissute anche nelle epoche successive e hanno consentito ai sardi di reagire alle ulteriori sfide della storia. Per esempio l'imposizione dell'ordinamento feudale in epoca spagnola, solitamente considerata l'epoca più buia della nostra storia, cosa non vera, anche questa. Anche lì ci sono stati degli elementi strutturali della nostra convivenza come collettività storica che ci hanno consentito di rispondere alle sollecitazioni dei processi in corso. Una delle cose fondamentali è stata la coesione, per esempio, la coesione all'interno delle singole comunità e la coesione tra comunità. Chiaramente in epoca spagnola non esisteva più l'orizzonte, diciamo così, nazionale, per capirci, perché la sovranità non apparteneva più ai sardi. Però esisteva fortissimo il senso della coesione e della condivisione. Pensiamo alla proprietà comune e collettiva della terra, pensiamo alle forme di mutualità diffusissime, pensiamo ai capitoli di grazia, cioè i patti che le comunità strappavano ai rappresentanti dei feudatari imponendo una negoziazione sui vari diritti feudali, sui vari privilegi e sulle varie imposizioni che i feudatari pretendevano dai territori e dalle comunità. E tanto più era coesa e forte una comunità, e tanto più era forte il collegamento tra vari villaggi, quanto più si riusciva a strappare condizioni favorevoli. E questo è successo. Sono documenti storici, voglio dire, si può accedere, si possono studiare, qualcuno l'ha anche fatto. Non godono di buona stampa, nel senso che non se ne parla diffusamente, ma sono conoscenze alla portata di chiunque. Pensiamo all'epoca rivoluzionaria, quando in un momento di crisi pesantissima, accentuata molto dal governo sabaudo, moltissimo, i sardi reagirono con anni di rivoluzione. La Sardegna è stata una delle poche terre in Europa dove si è verificata una rivoluzione vera e propria, fondata su spinte locali, su esigenze storiche, su una necessità storica propriamente locale, sarda. Non siamo stati invasi dalla Francia e poi ci sono state le rivoluzioni, come in Belgio, nel Napoletano, in altre località. La Sardegna ha maturato, ha sviluppato una propria rivoluzione. E in quegli anni c'erano le leghe dei villaggi che insieme reagivano anche per esempio alle pretese dei feudatari, senz'altro, perché per anni i villaggi sardi si sono rifiutati di versare i diritti, i canoni, le tasse, le imposizioni, e si difendevano anche dalle aggressioni militari. Quando con i re Savoia a Cagliari venne assediato Tiesi con l'artiglieria, a soccorrere il paese di Tiesi arrivarono gli abitanti anche di Cossoine e di Bessude, villaggi là vicini con cui c'era una lega. Quindi le relazioni, la coesione. Questa cosa ci sembra un po' strana oggi come oggi, perché noi siamo abituati a pensarci come pocos locos imal unidos. Questo è un luogo comune potentissimo che negli ultimi 30 anni ci è stato inculcato, noi l'abbiamo interiorizzato e adesso noi stessi lo riproduciamo spontaneamente. Se qualcuno ci chiede, ma i sardi sono pocos locos imal unidos, non c'è niente da fare. Ma è vera questa cosa? Storicamente è vera? No, non è vera affatto. Questo è un elemento mitologico. Io lo definisco tossico, perché debilita. Oggi siamo in un'altra fase di crisi profonda, che si lega alla crisi innescata nel corso dell'Ottocento. Non è una crisi di questi anni, La crisi in Sardegna è nata nell'Ottocento, quando sono state smantellate deliberatamente le reti relazionali su cui si fondava la convivenza delle persone, delle famiglie e delle collettività. Sono state smantellate sulla base dell'idea che si dovesse
imporre la modernità, ma la modernità in Sardegna era già stata imposta, perché c'era una classe dirigente, quella che poi ha guidato la rivoluzione, che la modernità l'aveva già metabolizzata e stava cercando di riprodurla nelle forme proprie del nostro territorio. Quell'esperienza è stata stroncata. Cosa si è sostituito a questa prospettiva? Si è sostituito un blocco storico, uso terminologie gramsciane, spero che nessuno si scandalizzi, che da allora fa del proprio ruolo di intermediazione tra il territorio della Sardegna e un centro di potere esterno la propria ragion d'essere. Questo è vero nel 1820 come è vero nel 2012. La dinamica è la stessa. Possiamo pensare al periodo dell'unificazione italiana, possiamo pensare al periodo dell'età giolittiana con Francesco Cocco Ortu, il sistema clientelare diffuso che ci ricorda magari qualche figura anche nostra contemporanea. L'applicazione di modelli esterni, economici, produttivi, sociali e culturali, calati dall'alto in nome di interessi estranei. L'impoverimento anche demografico della Sardegna. La grande migrazione sarda è degli ultimi 50 anni, non è un fatto storico antico. È contemporanea al piano di rinascita, questo dovrebbe darci da pensare. Il piano di rinascita è un classico esempio di questo approccio top-down, come dicono gli esperti, dall'alto in basso, che applicava modelli estranei al territorio sardo in nome di interessi altrui. Fondato sulla disgregazione del tessuto socioculturale, come recitava la relazione finale della Commissione Medici nel 1972, sulla base della quale poi è stato finanziato Ottana, il polo petrolchimico di Ottana. Si trattava non di creare economia nel centro della Sardegna, ma di distruggere il tessuto socio-economico e culturale delle zone interne. Lo scopo dichiarato era quello. Quindi, se poi non ha funzionato dal punto di vista economico e lavorativo, non è un caso, perché non era stato fatto per quella ragione lì. L'obiettivo era un altro, ed era fondamentalmente politico. Quindi, disgregare le reti e le relazioni. Questo è stato lo strumento fondamentale per imporre una situazione di dipendenza e di subalternità alla Sardegna negli ultimi 200 anni. Il compito della politica, secondo noi, oggi in questa fase, è quindi quello di riattivare le relazioni, riappropriarci del nostro territorio, delle nostre risorse, metterle in rete, cioè fare sì che la Sardegna faccia sistema. Non è che è una scelta come un'altra, è una scelta obbligata, perché noi siamo un'isola al centro del Mediterraneo occidentale, circondata dalle acque internazionali. Questo è un refrain che ripetiamo continuamente, ma serve perché la maggior parte dei sardi non sa dove è ubicata geograficamente, pensa di essere una porzione dell'Italia meridionale. Ok? Non è vero. Questa è una notizia sconvolgente. Noi non facciamo parte dell'Italia, tantomeno meridionale. Siamo un'isola, siamo un'altra cosa. Non solo siamo un'isola, ma siamo anche una terra che ha una sua storia, oltre che una sua geografia, una sua cultura stratificata, plurale, multilingue. Anche questa è una cosa che tendiamo a rimuovere, ma la Sardegna è storicamente una terra di tante, che ha prodotto una sua lingua bella, forte, autoctona se vogliamo, per quanto possa esserle una lingua. Alla fine era una variante del latino volgare, anche il sardo. E poi ha tante altre lingue, sarde anch'esse. A me dà molto fastidio quando qualcuno parla dei galluresi come di una popolazione alloglotta. Alloglotta rispetto a cosa? Il gallurese è una lingua sarda, non si parla da nessun'altra parte. Ma neanche il catalano di Alghero, neanche il tabarchino si parla da nessun'altra parte. E anche l'italiano è una lingua dei sardi, se vogliamo. Siamo una realtà plurilingue, con una stratificazione culturale ricchissima, un patrimonio storico-archeologico unico al mondo, che non sappiamo assolutamente valorizzare. E sto parlando in termini economici, attenzione, perché appropriarci della nostra storia significa fare economia. Non l'abbiamo fatto fino adesso, perché noi siamo fuori dalla storia, perché siamo pochi, matti e disuniti. Allora, riattivare le relazioni, riattivare le risorse del nostro territorio, riappropriarci dei nostri modelli,
Questo dobbiamo fare. Sto facendo un discorso strettamente economico, non è una questione ideologica e sentimentale. La nostra appartenenza sentimentale alla nazione sarda è un elemento del percorso indipendentista, ma non è quello fondamentale. Perché non puoi fare politica sulla base di una prospettiva indipendentista assunta come ideologia. Non è un'ideologia, è una prospettiva politica che deve avere un esito storico. Dopodiché le forze reali della Sardegna, le dinamiche, la dialettica anche, potranno dispiegarsi spontaneamente, però all'interno di un orizzonte diverso, centrato su di noi. Quindi le relazioni sono importantissime le relazioni tra gli individui, sono importantissime le relazioni tra le collettività, sono importantissime le relazioni tra le realtà produttive sia in senso materiale sia in senso anche immateriale, le reti. Fare sistema significa che se io ho successo e ha successo il mio vicino, il nostro successo si moltiplica, nessuno ci perde qualcosa. Attenzione, ci sono realtà in Europa dove questo modello qui esiste e funziona molto bene e sono realtà che potenzialmente sono molto al di sotto della Sardegna come potenzialità. Io penso all'Alto Adige, che conosco abbastanza bene. A livello di risorse l'Alto Adige può essere paragonato alla Sardegna? Può essere paragonato alla Sardegna? In nessun modo possibile. Eppure sono una delle zone d'Europa più ricche, con un livello di benessere e di appartenenza al territorio più alto. Pochissimi esempi ci sono, poi ci sono altri problemi, per carità, non è un paradiso, è ovvio, però è un territorio che si autodetermina e produce senso sulla base delle proprie risorse e delle proprie forze. Pensiamo che la Sardegna non sarebbe in grado di farlo? Io penso che di sì, anzi, quello che penso io è che noi siamo un po' lo zimbello del Mediterraneo e dell'Europa. Perché non riusciamo a farlo? Quindi, e qui concludo questa mia introduzione, il senso dell'esistenza di un partito come Progress è questo. Noi non siamo un partito di tipo novecentesco, anche perché quel modello lì è superato dai fatti. Vediamo che sta implodendo ovunque, ci sono riposizionamenti, ci sono riformulazioni organizzative molto complicate. Noi abbiamo la fortuna di poter sperimentare e stiamo sperimentando un modello molto più orizzontale dove la leadership si esercita in base alla funzione che hai e alla tua capacità di coordinamento, perché leadership significa far lavorare bene gli altri, non avere il comando. Ok? Questa idea di leadership è tutta italiana e sinceramente è un modello che io vorrei estirpare dalla Sardegna. La leadership è un'altra cosa. Sulla base di questi principi, che noi abbiamo tra l'altro elencato e formalizzato nel nostro manifesto politico, anzi invito tutti gli interessati, prima di tutto, chi volesse saperne di più sul nostro conto, di leggerselo, è una lettura relativamente rapida e lì ci sono elencate parecchie cose interessanti sul nostro modo di vedere le cose. Quindi noi siamo semplicemente un esperimento politico su come si può fare politica in Sardegna e anche un esperimento del possibile modello di convivenza tra sardi, perché l'assunzione di responsabilità, il ripudio della delega in bianco, l'acquisizione di soggettività e la partecipazione attiva sono dei principi che noi vorremmo che fossero estesi a tutta la società sarda, non solo per far funzionare meglio un'organizzazione politica. Noi non siamo fuori dalla Sardegna o fuori dalla società sarda. Quando sento alcuni politici che dicono noi siamo molto vicini ai lavoratori, come molto vicini? Noi siamo i lavoratori, siamo i precari, siamo gli insegnanti, siamo gli agricoltori, siamo i cassintegrati, siamo i giovani, siamo le donne della Sardegna. Non siamo vicini, ci siamo dentro. E allora in questo senso noi vorremmo essere più che altro una forza catalizzatrice, senza mettere necessariamente il nostro cappello su questa o quell'altra esperienza. Per questo noi oggi qui abbiamo invitato, oltre agli esponenti delle varie forze politiche che agiscono sullo scenario sardo, abbiamo invitato anche altre categorie produttive, associazioni, movimenti, abbiamo invitato realtà anche economiche
che agiscono già sul territorio, che esistono, non dobbiamo inventarcele, ci sono. La politica ha il compito di metterle in rete, di pianificare un'azione che consenta al sistema di funzionare con le proprie risorse e di attivare in questo modo le proprie interdipendenze verso l'esterno, a 360 gradi, aperti verso il mondo, come soggetti storici, non come oggetto. La rivolta dell'oggetto, preconizzata da Mialinu Pira, vogliamo farla? Dobbiamo farla, è una necessità storica. Perciò mi fa molto molto piacere che qui oggi abbiamo anche espressioni di vario tipo della società civile e io adesso inviterò i nostri ospiti a fare un saluto, a fare qualche considerazione, sono tanti, poi faremo anche considerazioni nostre, chiaramente chiuderemo la mattinata con la relazione politica del nostro segretario nazionale uscente Salvatore Accampora. Non mi rimane altro che ringraziarvi ancora moltissimo per la vostra presenza e qui concludo la mia introduzione.